Uno pensa alla notte dei ricercatori come la notte di chi fa ricerca all'università, i classici topi da biblioteca. Invece hanno cercato me, che sono un elemento, forse una via di mezzo tra chi sta all'esterno della ricerca e chi sta all'interno della ricerca nell'università. Io sono una persona appassionata di erbe selvatiche e che ha fatto tutt'altri studi e ho fatto una mia ricerca su delle particolari erbe che sono le erbe infestanti che ho presentato questa sera. E devo dire che tra tutti diciamo, gli schermi che ho avuto a disposizione per comunicare gli studi che stavo facendo per mio conto, e parliamo di Rai 1, Rai 3, i corsi, questa forse è stata la vetrina più adatta, perché la mia è una ricerca nell'ambito delle erbe collocata bene in questa serata anche per la sinergia con l'Europa. Io ho parlato di alcune erbe che da noi sono totalmente sconosciute, anche perché chiamate erbacee, che vengono utilizzate in tante altre parti del mondo, però ad esempio vengono utilizzate anche in paesi europei, tipo la Grecia, che adesso, insomma, adesso è un paese preso molto in considerazione per delle problematiche, però invece ha diciamo, degli elementi positivi da proporci. Quindi penso che la notte dei ricercatori vada a cercare proprio chi riesce a dare qualcosa alla ricerca e chi è anche in mezzo tra esterno e interno alla ricerca. Stasera io devo presentare un menù a base appunto di erbe infestanti, è appunto l'ambito della ricerca che ho voluto toccare in questo contesto, e ho pensato di dare una visione simpatica e ho introdotto l'argomento proprio descrivendo da dove è nata la mia idea delle erbe infestanti. E ho aperto la serata così. Quando ero piccola ero solita andare a raccogliere erbe con mia madre, mia nonna, le sue amiche, si raccoglieva 2 o 3 erbe, non tante, insomma ho conosciuto quelle 2 o 3 erbe. E i pomeriggi d'estate erano molto noiosi, per cui io, come fanno tutti i bambini, facevo i dispetti alle galline di mia madre. Poi, per ringraziarmele nuovamente, davo loro delle grandi manciate di erbe infestanti dell'orto, le erbacce cosiddette. I miei erano soliti dare appunto queste erbe alle galline, e le galline impazzivano di gioia, mangiavano. E io, appunto, per ringraziarmele nuovamente, davo loro queste erbacce e vedendo che le gustavano e se le rubavano dal becco, pensavo, ma devono essere buone queste erbe infestanti, ma se sono buone perché noi non le mangiamo? Forse non le mangiamo perché sono velenose, ma se sono velenose perché le diamo alle galline? Non possono essere velenose perché noi mangiamo le uova e mangiamo anche le galline. E così ho introdotto questa serata, anche perché dare un'immagine della ricerca che non è un'immagine noiosa, può essere anche un'immagine divertente nella didattica, nella comunicazione. E ho aperto questa mia serata di degustazione delle erbe infestanti, che devo dire che è piaciuta molto, particolare. Devo dire che sono stata molto soddisfatta dei piatti, delle reazioni, dell'interesse, anche perché era un argomento veramente particolare che si adattava molto a questa serata. Dopo aver fatto un'introduzione simpatica che dà insomma un'entrata alla serata, un'entrata dolce alla serata, poi sono andata giù pesante quando ho spiegato i piatti, nel senso che ho spiegato quanto valore hanno queste erbe, lì sono andata giù di nozioni, di dati. Ho fatto un'entrata morbida con i boccioli di tarassaco sott'olio serviti con una ricottina fresca, il miele da caccia, dei crostini fatti a mano allo zafferano e con il farinaccio, e lì c'era la prima presenza delle erbe infestanti. Insomma, ho fatto questa entrata dolce parlando appunto della rivisitazione di questa antica ricetta friulana che sono i boccioli di tarassaco sott'aceto. Ho pensato, perché metterli sott'aceto che ammazza il bocciolo di tarassaco che è così delicato? Io ho iniziato a metterli sott'olio, insomma ho fatto la prima degustazione con questo sott'olio di cui vado molto fiera. Poi nel secondo piatto sono entrate in campo le infestanti. E il secondo piatto era una vellutata di zucchine speziata allo zenzero con delle foglie di portulaca. E tutti portulaca, cos'è? Fortunatamente avevo portato delle erbe in esposizione, poi delle erbe vive. E questa vellutata con la portulaca era accompagnata con dei gamberi croccanti saltati in padella appena appunto scottati.
e ho detto 4 parole sulla portulaca, ma veramente 2 nozioni, e la gente rimane stupefatta. Gli parli di omega 3, sapete gli omega 3? Ebbene, la portulaca ha un contenuto di omega 3 doppio rispetto al pesce. E la portulaca era considerata tra i 30 elementi per Gandhi necessari per combattere la fame del mondo. Quest'erba la trovate nei vostri orti e noi la diserbiamo. Ha il 20% di contenuto proteico. Io ho cominciato a bombardarli con queste nozioni, però un po' aggraziati dal sapore del piatto, incuriositi da queste informazioni, hanno avuto presa. Il secondo piatto poi è stato un'insalata di cereali, farro spezzato, grano orzo, dove c'è lo sposalizio tra gli ortaggi e le erbe infestanti dell'orto, con dei gambi di amaranto e di portulaca assieme ai peperoni, zucchine, con una saporitissima, anche delicata crema di peperoni. E lì ho spiegato, anche riferendomi appunto al pianto successivo, che era uno sformatino alle erbe appunto infestanti con una vellutata di patate. Ho parlato del farinaccio e dell'ameranto, che sono queste 2 erbe infestanti importantissime, con una storia incredibile, perché coltivate ancora dagli azzecchi, hanno il 30% di proteine, 30% di proteine diciamo biologiche, nel senso che sono assorbibili dal nostro organismo, utilizzate nei paesi in via di sviluppo, e entrambe aventi come aminoacido la lisina. La lisina è un aminoacido molto importante come nutrimento soprattutto per i vegetariani. E insomma, hanno assaggiato queste cose e devo dire che il risultato è stato veramente ottimale. Ultimo piatto, la Galinsoga parviflora. Questo nome così particolare, un sapore decisamente buono. È proprio quest'erba sconosciuta, è stato il trionfo del menù, perché insomma, per chi aveva un orto ha detto: Dio mio, si usa quest'erba.